bene agattados a questo attubiu nou con istorias. Oe gestionamos de liberos e de logor, de sa relata intra sos liberos, sa cultura e soprattutto sas vidas. Che sa cultura pode e deve essere una maniera per dare un'incrasa, per aiutare a vivere in mezzo e finza a dare triballi in sas vidas. E gestionamos di queste cose, e de medatri, con Tonino Oppes. Grazie a Tonino per essere con noi. Grazie a te e saluti a tutti. Tonino, poi, so spagos che non lo conoscono, è stato giornalista in Sarai per più di 30 anni, ha fatto il capo redattore in Sase Rai della Sardegna, e è pure uno scrittore fammato che ha fatto un libro bello a Saberu. Tu e Tonino sei nascito in Putumagliore. Quanto questa raina sono importanti in su che scriesi? Beh, si due, ma vai dal bene in tutta la letteratura del mondo, va di storia del Albidas, storia del città, ma su più storia del Albidas, che nasce povera, ma sono con ricchezza bella, che si la sconta tutto, sono libero di essere a vero. I gue è stata tutta la vita mia, penso a solo 25 anni, dopo vivo in Putumagliore, quindi solamente sono meda e solamente ogni tanto hanno bisogno di essere abbados per crescere e si due lo sabbas danno le cose che si appizzano e si bellas. Si no si sicca, sa memoria si sicca. Si no sa memoria si sicca. Quanto è importante a questionare le idee e le tradizioni, poi me dar voltas pensamos che la tradizione sia una cosa che è dei suoi tempi scolato, passato e che non è di importo. Poi invece è importante a questionare le tradizioni. Le tradizioni non sono gheggina come te pensa la gente, le tradizioni sono un fuoco che è alimentato. Il professore Lilli una rai di storia della Sardegna non è storia delle città, è storia dei iddas. E le vidas sono le sentinelle della nostra identità. Se noi la lasciamo morire come capitano, come ad capitare, spero che non, ad morire una parte importante della Sardegna. E questo secondo me è de oggi, deve fare di tutto, poi non accada da mai. Tonino, tu hai questionato quando visi in Putumagliore vinse la sovvinti in banno. Come ti hai vissuto, Tonino, pizzineddu, e ti ammento stene della pizzinia tua? La pizzinia, devo stare dai minoreddu, vinse la scuola elementare, in una carrella che si narai di Vian Sicora. E io abbiamo messo una ventina di pizzini, tutto quasi vedales. E in quel momento, partita a pallone, durante tutto un zero, ma andammo a giocare quasi tutto poi che facciamo i suoi compiti. E poi, da un momento che andai a ciappare babbo che tenia da sua officina proprio a fare a domo, attaccato a domo, babbo vi farai l'alzo. E i gue sono nascita della storia al meda che devo scrivere in suo libro il mio. Che mi piaceva da poter tornare a Savizzenia, via curioso meda, mi piaceva di stare a ascoltare solo bezzos. E fini storia di miseria per una volta, la gente vi povera, però vedi unita meda. Ed è un momento che le prime cose che intendia questionare da questa gente viene la prima guerra o la seconda guerra mondiale. Con tutte le storie in soro, legate a Said. E mancare la storia della prima guerra e della seconda, noi in scuola non la completiamo mai, credo che succeda ancora oggi, spero che non. Ed è un lamento che la storia la conoscia, che questa della seconda guerra mondiale me l'ha raccontata Babbo. Babbo ha fatto la guerra in Africa, e in Africa vada un frate che vive molto in Alamein. E invece la storia della prima guerra me la raccontano due fratelli del nonna. Due fratelli del nonna che lei è fatta in Friuli. E un pago come un anno sull'altopiano di lusso, che due si storia l'ha imparata leggendo questo libro,
che è un libro che non è scritto da un storico, che è Emilio Lo subito uno politico. E fidi un ammento della guerra da chi l'hai avvicinato da chi l'hai fatta, cioè sono soldati, sono fini numeri che andavano a guerrare e chi vi lasciano in vita in non finì per te masello. Non finì per te masello, vini uomini che tenevano sentimenti, che hanno speranza, che sognavano di tornare a domo. E tra i gusti che sognavano di tornare a domo in questa prima guerra, vi vini gusti che poi hanno fatto la festa di Sant'Antino in Porto Maggiore. La festa di Sant'Antino è nata quando solo spizzino di tanto che vini in guerra e hanno fatto la promessa su Santo. Ci salviamo la vita e torniamo a vita e facciamo questa festa. Quindi gente che è andata da sede dopo onorare Sant'Antino, che li paghiano a scada, che questa passione antica in vita. E queste storie che erano secondo me recuperate sono per spendere. Sempre stando in questo conto, mi piace di fare un'altra domanda. Come ti vi sorbinato primo? Innanti, quando tu vi spizzino? La gente vedi attaccata, si caia in quel momento del bisogno. Ma pure in quel momento bello, cioè bastato un fidanzamento, dopo la carriera vedi un pare a fare questo sicuro a questo spicciocco. E poi le cose che mi ammento di questo periodo, ma di tutto questo periodo che ho vissuto in vita, e noi ando ancora meta, io vi torno sempre, se ragazzi se non la sapo segata, e mi lamento se sconto del zero. Ma in estiu vedi una cosa, in suo mese di Triulas vedi una cosa di una bellezza incredibile, vedi un mese ancora caldo, e la gente si a soffrisco, tutto a tiana Zacatrea e si seziano, oppure mi lamento in domo di Tiu Cariasalz, sempre in via Sicora, vedo un salone manno pieno di trimurisco. E sul manno con sua funzione andai a espronire noi i due a ascoltare le storie che conta io, era una storia che va a timere, però nessuno mi poteva rinunciare, è troppo bella e questa vedi saida tanto, questa vedi saida, umanità di manna, calore, affetto, cosa che penso che non sia più. Sono amico mio Luischini, io quando andavo a Bidda, andavo in Camposanto. Su Camposanto per me è un diario di Saida, che mi narra a Boga sommessa. Questo capitava in Saida mia in questi ultimi anni, in questi anni che devo poco noto, dai su Chimbanta in poi, ma la cosa, incanto mio, la versione mia è di andare a girare tutto su Camposanto. E parto dai Dumbas che sono del 1920-30. Io vado uno secolo di storia di Saida mia. E mi fermo a guardare le fotografie e le date. In questa due date vado una linetta minore. In questa linetta minore questa è la storia di questa gente, ma questa è la storia pure di Saida. Che questa gente ha fatto Saida. A me più di uno mi domanda, ma tu se vi stavo sindaco in te al fatto in guida tu? Dai, cambiavo il nome nelle carrelle. Io dedicavo la carrella di Saida mia a questa gente di Saida, che tutto. Da su Vraigamur, da su Mastro Muru, a su Mastro Alcia, a su Vrailas, hanno scritto, come intellettuale, naturalmente, hanno scritto la storia di Saida. Sono cambiate le arbide, è cambiata la maniera di vivere fino a Saida. Due, dai punto maggiore, sei andato a Tattari, credo, poi studio. Tanto sul studio, sul liceo, che basta ancora, per fortuna, tanto non bividi ancora. E si è strada al nostro alfini due, poco su che querendo studiare. Tattari e Maccumere. Tattari e Maccumere e poi l'università. L'università quasi tutto i soldi da mia l'hanno fatta in Tattari, ma in Castello. E poi a Parigi che sono andato a studiare alla normale a Pisa e sono andato tutto a Dananti e Nemeda.
E noi abbiamo fatto questo gruppetto può andare a Tattari ed è un suo periodo di Tattari. Ha avuto la fortuna di studiare, di dare esami con gente come Bassanini, Zagrebeschi e Roberto Ruffilli, che era molto sul brigattista, si vede un uomo straordinario. E con Roberto Ruffilli vedi cominciando a fare il suo professore di università e pure Guido Melis, che è un altro che ha tenuto una carriera universitaria limpida. E questo finisce il periodo più bello, più su... insomma, studiamo, ma non divertimmo pure. Sì, sì. Quando tu hai cominciato a fare sul giornalista, questa vita in Saida ti è servita? Come sensibilità? Dopo cominciavo a scrivere per la Nuova Sardegna, che è un corrispondente dal suo periodo dell'università. Si cominciò a scritto solo da Ida, poi piano piano ho finito prima di entrare in Rai e di seguire un po' la storia di tutto su Meilogu. Su Meilogu che tanto si in zona omogenea numero 15 e mi lamento che in questo periodo vimisi 73-74 e incominciavo a narrare che questa zona vedi cominciando a morire, che la gente vi andando da Salbidas e che tutta questa zona che innanzi tenia da quasi 25.000 abitanti se ne erano quasi 20.000 e quindi devo cominciare a scrivere a narrare badate che noi capitano questa cosa che era seguita con attenzione e non poteva essere solo la protesta che non salva, perché era la protesta ma perché era pure la proposta. E questa proposta, secondo me, ancora non arrivava, che ogni ida andai, come ti capita pure come, andai per conto suo, invece di fare un'azione comune e lavorare tutto un pare. Tu hai scritto tanto libri, un libro che hai scritto e che conta più teatro di Sarbidas e che ti spieghi tu veramente a lui scrivere che gai vaginde ha scontato contos che se no non fini mortos. Ma Deo ho fatto questo, Deo si scrive un libro, poi mi lo leggo, sì, mi piace dello pubblico, se non mi piace non lo pubblico, non so, mi deve dare una soddisfazione sul libro, se no non lo lascio, in uno colascio e da pensare a pizzo si capita da più adenante, se no non può morire quei pure. Quindi tutto i libri che ho scritto mi hanno dato qualche cosa. Tornando a Saida, forse sul libro che mi ha dato di più, vi stavo sammento da nesabordamento, un libro che ho fatto Domus de Gianas, il suo primo che ho fatto con Domus de Gianas, lei ha questionato con Paolo Billon che mi ha detto Tonino lo facciamo subito e io queste tutte le storie di Saida bisogna le uomini, le femmine di Saida so che hanno fatto di più, so che hanno fatto più spago, so che hanno fatto comunque qualche cosa per Saida e io penso che tutto che erano ammentato tutto in una ida lasciano un segno della vita in solo e tutto piano piano secondo me deve essere ammentato, se sul modo si acciappano e basta sagattare uno zero può questionare magari in dei che bindi che aumentano queste persone che non bisogna più ma che hanno fatto qualche cosa, ad esempio nel momento a salvezza delle scombattenti bessiato un uomo Nico tutto pieno di medaglie. A me mi piace ad esempio di ascoltare la storia di quest'uomo, poi tutto questa medaglia e ti ha fatto e forse sì pure isso merita di essere ammentato. Noi abbiamo fatto grandi progressi, abbiamo strumenti culturali ben superiori rispetto a quelli dei nostri nonni, che non avevano nessuno di strumento culturale, avevano soltanto dalla parte loro la saggezza popolare,
che era ricchezza, che era risorsa. E cosa succede? Che non raccontiamo più. Il problema probabilmente nostro, di noi anziani, il problema è anche della generazione che forse non ci vuole ascoltare. Insomma, si è interrotto questo percorso di comunicazione e se non si comunica non si trasmette. Sempre stando incontro di Iddas, tu hai nato una cosa bella saperu, Sarraigina su sempre vortes in Putu Maiore. Quante scambiare la saida di Putu Maiore dai 30 anni a oe? Beh, non solo saida mia, tutte le albiddas sono cambiate. Dai 30 anni a oggi sono di sicuro più belle, ma sono di sicuro per gusto più buone. E se sono più buone manca di più su calore, manca tante cose. In carrella tua, quando vi spizzino, in meda, sai come? Deo vi passo, ma lì è una cosa incredibile, ma beh, qualche cosa che mi narra passa ai guettoni, quasi tutte le volte che danno la vita passo in via Sicora. Questa è una via che non viene di passaggio, che devo fare sul giro. Eppure, biando sempre, biando pure un'altra gente che non il deida voleva andare a me, devo sono scrinnoghe. Beh, solo domo il boidas, non va più nessuno. Tanta gente è molta, tanta gente spaltia, tanta gente che spaltia è storrata. Qualcuno è storrato, ma A Bezzu, forse sì. a Bezzo, ma paga gente. E questa carriera non viene un bene, bada battere che in famiglia non di più. È una cosa triste, se vi penso. Fa che serve su loro. Sì. Chi lavora in televisione ha un pubblico che non è assolutamente scelto o selezionato. Chi legge un giornale sa che cosa trova nel giornale, mentre davanti alla televisione ci stanno tutti, uomini colti e uomini ignoranti. E secondo me il dovere di chi scrive per chi guarda la televisione è quello di farsi capire da tutti. Se un telespettatore non capisce una parola o due parole, secondo me perde il senso del servizio, ma la colpa non è di chi guarda o di chi ascolta la televisione, la colpa è di chi ha scritto quel pezzo. E in questo tempo su malario strano o de pandemia di questa peste mane su coronavirus, in meda sono tornando a considerare a vivere in Sarbidda, si vive in mezzo forse sì. Ma gente meda sto tornando a Sarbidda, ma non solo in Sardegna, devo vi leggendo dai Pagu in su Corriere della Sera che in Lombardia, in su Veneto, gente meda sta andando a cliccare casolari. Ma altra gente sta andando a Sarbidda, i due pure bisogna Sarbidda, c'è il problema di Sarbidda che quasi sono andando a morire, se pure c'è la storia di Bida Almeda di questa regione che sono molto più ricche della Sardegna, sono più ricche che hanno più possibilità di tribaglio. E questa gente poi sta rende a Sarbidda proprio che ha bisogno di aria, di serenità, di comodità. A questo tempo smalo, come te ne tu, non è un tempo facile, di sicuro. La gente è preoccupata per il suo tribaglio, è preoccupata per la salute, però. E tanto itenarano, ma io devo stare in città, in una domo di 50 metri quadrati, miccando a bidda, magari a bidda sa bidda di mamma o in un sonaschi, mica d'oro, in tutte le bidde vado una domo con un ultimo anno, insomma ti puoi muovere, ti puoi organizzare in maniera diversa. Se sei in una città, in un appartamento minore, mi pare che sia più mattanosa questa cosa, insomma. Tonino, sempre questionate del libero e dei Iddas. Tre libero, a me mi piace lamentare sopra tutto. La voce del Leccio, tutti buoni arrivamo motti, il ballo delle Ianas, tre liberi differenti. Che camordello presentare in pagas per aulas? Tanto il ballo con le Ianas è uno libro
che ha scritto 4 chimbero al fagade e l'ha scritto pensando a suoi sconti che intendia dai minoreddu in carrella o in bidda. E in questo sconto Saglianas bivini sempre. Chi va a sognare su spizzinnos e sul manno lo fa sognare che viene femminal bellas e poi funo pure riccas. E questo sconto noi da sonesi da 40 anni non lo intendiamo più e poi non lo intendiamo più. Casa gente non questiona, casa gente non sa più a questionare. E come siamo stati con il cellulare in mano, connesso, non questioniamo più e se non questioniamo più non ascoltiamo manco più. E tanto io immagino che Salgianas battono una tidora, tornano in sa terra e poi te tornano a andare a un custo a un picciocco che ha ascoltato la storia di solo quando fu minore, che poi sta andando a treballare a fuori, li narrano, tu devi raccontare le nostre storie. E uno dice, ma vuoi te Deo? Che tu la sai intesa quando fu minore queste storie, ma vuoi te la devo scontare? Che se tu non la scontas, noi morimo. E questo è per narrare, che se noi stiamo attenti, quando facciamo morrere le biddas, facciamo morrere le storie, le tradizioni, e facciamo morrere una parte importante delle storie della Sardegna. Ecco, per tornare ai quelli che vengono innanzi a sentinella delle identità. Tutto questo bestia in salbiddas, e se noi la lasciamo morrere, davvero non si salva più nulla. Sao che selighe in qualche modo continua da questo che Deo ha apponato nel ballo con le Gianas, ma lo fa in un altro modo, con una riflessione più umana, sempre su salbiddas che sono morinde. E selighe este salvore desammento che era da badu, che era da bato se no pure usamento si che morre. E come che due lo abbasa questo alvore desammento, lo fai dente, questionente. Che se non questiona tutto mordi. E però devo narrare un'altra cosa, che se noi non questioniamo più, qualcuno deve scrivere. Che se noi scriviamo, veramente si vede tutto. Eppure il satiro libero, tutti i buoni arrivano a motti, bisogna delle storie meda che ha fatto con Rossana Coppes, bisogna storie che issa in castello ed è in bidda abbiamo sentito quando veniamo minori. E queste storie sono storie di educazione, potremmo narrare a sospizzino. Bada che questo non lo deve fare, poi te becchi questo pericolo. E se pericolo scale vini, siamo messo sole. In estiu poi mandicato dovevi andare a dormire, ma poi te dovevi andare a dormire e non dovete di naraidi. Figlio me, che io sono stracca e mi devo passare. No, di naraidi. Che se non dormi, se bessi in giro a quest'ora, arriva a mamma su sole e ti caleda. Quindi basta questo può fare dormire su spezzino. E se no vi vedi pure Maria Varranca e vi vedi sa mamma e su butto. Lo spezzino il saldomo domo il meta dando non vi vedi sabba corrente non vi vedi sabba e su butto. Ma su butto due minoretti non ti potevi avvicinare, che è pericoloso. E tanto vi vedi sa mamma e sa fontana. E tu, io mi lamento che quando abbiamo in Oreddu, una volta babbo che mi ha andato delle aree su Viesca e Sabba, che ha posto in subutto in una cesta dei vimini, ed io mi sono inteso un luogo importante, insomma, non fia più spizzinetto, fia cominciando a crescere, e tanto mi vedi l'abitudine di fare a bustare l'acqua vicino. Vi questa cosa con due albustine da belciare prima una poi sattera e tenia sabba frizzante e tutto questo sono conti che tornano a superare della pizzinnia. Poi due
lo elaboras pro forza, insomma, e quando scrivi ti poni a ridere pensando a questo che è passato, quando lo intendia che avvini storie che ti vagano a berudimere, Deus te sa messo solo la di mia. E la di Mimis, non solo Deo, la di Mimis in meda, ma ammento che una volta fimisi in asilo, forse in terza, e salmon spuro non era nei pezzini, come bisogna di dormire, e dormire vedi sopra sul banco, altrimenti arriva la mamma del sole. E una volta poi crescendo abbiamo compreso che vidi una femmina che non fidei tia Gioanchina, che si vi prestare questo gioco di salmonzas, e fidi piegata sopra San Rocca, e si muovia da corrente davanti a Sasilo con un lentolo bianco, e fa che ti che leo vicino sono drommi, e questa vi mamma sul sole, insomma. E questa storia che come non raccontiamo, spesso non le abbiamo scritte, però questa cosa bella, tu mi hai fatto una domanda sul libro che ti danno a Debius, la cosa bella è che in quasi tutto questo libro che ti ho provato lo sono leggendo in scuola, pure come. È un libro, gusto, la casa della civetta, in cui fai de vecinos e de animales, l'hanno adottato in provincia di Lucca, in una scuola, e devo bisogna andare a questionare con 100 vicini, tutti interessati a questa storia di Sardegna. Insomma, queste sono cose belle che mi aggradano a me. Chi ti ha dato questa passione in mano per la scrittura? A chi deve storare grazie? Beh, secondo me noi non dobbiamo mai dimenticare dai mastra delle scuole elementari fino a andare più avanti. Questa storia, questa passione di arrimunire questo sconto me l'hanno data nonna mia, nonno mio, ma tutti questi uomini che devo incontrare in sua officina del babbo, che mi narra in questa storia che mi lasciai incantato quando via minorile. E poi questa cosa bella è questa fortuna di questi uomini, che queste cose che ognuno di noi si intende dai minori non la si dimentica. E se due vaghe se serras appena sosoggi, se fa che se memoria, questa cosa è bene una pizza. E bene una pizza ti vagano a divertire, qualche volta ti vagano pure piangere, che ti ammenta gente che non è più, che dà l'assau magari da me o dai vago. Però sono una storia bella, genuina, e secondo me è un dovere di chi scrive, di la recuperare per l'aldare sospizzino, che non da ischini di saida del suo nonno o del suo babbo. Torino, io ti do grazie per questa regionata, poi cristiano di idas, di cultura, di tradizione, di persone che non abbiamo più, di questa memoria che dobbiamo sempre avere presente. Grazie ancora. Grazie a te. Piacere manno di questionare in saldo e di questionare con a te, e di fare meda spuntata di questa trasmissione e ti faccio gli auguri più cari.